Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Il 2026 inizia con una raffica di rincari, aumenta il pedaggio, ma le condizioni della 18 Messina-Catania e della 20 Messina-Palermo sono lontane dagli standard minimi di sicurezza. Sarà più costoso viaggiare, ma anche spedire pacchi. Sull'Etna continua l'attività esplosiva con una colata di lava nella Valle del Bove. La cenere si disperde in quota, operativo l'aeroporto di Catania. Palermo, ancora violenze ed episodi inquietanti allo Zen. L'autista di un autobus è stato minacciato con una pistola. Nella notte di Capodanno spari contro auto e cassonetti. Chiuse le indagini, rischiano l'ergastolo i 3 giovani accusati e la strage in Monreale è costata la vita a 3 ragazzi. Gli spari dopo una rissa. Vetrine annunciano i saldi invernali, domani al via. I commercianti invitano ad acquistare nei negozi fisici ed evitare di rivolgersi alle vendite online. Consumatori sempre più attenti alle spese. Calcio, il Catania riparte con Bruzzaniti, pronto per essere inserito nella lista dei convocati Mimmo Toscano. Domenica la trasferta a Foggia, partita in chiaro su Telecolor. In Serie B a Palermo, giocatori in vacanza e direttore sportivo al lavoro, in particolare sul fronte cessioni. Brunori alla Sampdoria. Bentrovati, sono scattati i rincari e gli aumenti previsti nel 2026, in primis i pedaggi in autostrada, ma le condizioni della 18 Messina-Catania e della 20 Messina-Palermo sono lontane dagli standard minimi di sicurezza. Insorgono il Codacons e gli automobilisti. Tonino De Mana. Aumenta il pedaggio ed aumenta il pericolo sulla 18 Messina-Catania e sulla 20 Messina-Palermo, gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane e sempre più disastrate. Nonostante gli interventi, i cantieri continui e i disagi per gli automobilisti, i principali assi viari dell'isola rappresentano una costante minaccia per chi, per vacanza o per necessità, è costretto a percorrerle. Di sicuro chi si trova alla guida non si annoia, tanti sono gli ostacoli che dovrà evitare, soprattutto per non finire in buca. In queste immagini le ignobili condizioni della 18 nel tratto Giarrea-Cireale direzione di Marcia Catania, con voragini ed avvallamenti sulla sede stradale, a volte impossibili anche a scansarli o comunque invisibili di sera o nelle giornate di pioggia. Il manto stradale che non è drenante, recentemente fatto, è costato 20 milioni, presenta sempre buche e una pericolosità quando piove perché diventa tutto un acquidrinio, non è drenante e quindi giace l'acqua sull'asfalto creando notevoli problemi a chi la percorre. C'era proprio una pianta. Pericoloso, veramente. Altro che babandata, sempre formaggio elementare, formaggio svizzero. Orrenda, pessima veramente. E c'è chi suggerisce al governo un altro bonus. Bonus gommista, ammortizzatori, braccetti, quindi aspetteremo. Insorge il Codacons che non contesta l'adeguamento tariffario pari all'1,5%, ma le condizioni infrastrutturali della 18 e della 20. Secondo l'associazione di categoria, restringimenti di carreggiata, limiti di velocità ricorrenti e tratti privi di corsia di emergenza risultano incompatibili con gli standard di una rete autostradale a pagamento. In questo quadro, ribadisce il Codacons, parlare di aumenti appare paradossale e quindi fuori luogo. E sarà più costoso viaggiare, ma anche soggiornare in diverse città e fumare. Sono state rinviate invece al 2027 la Sugar e Plastic Tax. Ancora De Mana. Anno nuovo, nuova stangata. Inizia nel peggiore dei modi il 2026 con una raffica di rincari introdotti nella nuova legge di bilancio. Si aggiornano al rialzo i listini dei carburanti. È scattato anche il riallineamento delle accise sul gasolio. Questo comporta un aumento del prezzo del diesel di circa 4 centesimi al litro più IVA. Questo diciamo per gli automobilisti, soprattutto perché macchine a gasolio, comporterà un aumento di circa 60 euro all'anno del costo del carburante. Sarà più costoso viaggiare, soggiornare, fumare, persino spedire pacchi con un contributo di 2 euro sulle spedizioni sotto i 150 euro in arrivo da paesi extra UE. Umore nero per tutti. E il caro benzina ci ammazza un po'. Nuovo anno, nuovo rincaro, diciamo che va tutto male. Ogni anno è così, con qualunque governo prima promettono, quando sono all'opposizione promettono, appena arrivano al governo aumentano, no? Per voi fumatori sono dolori perché aumentano anche le sigarette? Certo, per uno che fuma 2-3 pacchi di sigarette al giorno hanno un costo non indifferente. Rinviate, per fortuna aggiungiamo noi, al gennaio 2027 Sugar e Plastic Tax.
E adesso sull'Etna, dove continua ad essere alimentata la colata che emerge dalla bocca effusiva nella valle del Bove, con un fronte lavico a quota 1420 metri. L'allerta vulcanica non impatta sull'operatività dell'aeroporto di Catania. Giusy Lazzara. Sull'Etna la colata lavica dalla bocca effusiva nella valle del Bove scende lentamente con il fronte avanzato a quota 1420 metri. Lo scenario eruttivo è quello di una zona desertica lontana dai centri abitati. Così il direttore dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania, Salvatore Gambino. L'eruzione laterale era stata registrata dai sensori termici dell'NGV che avevano cominciato a misurare anomalie di calore in corrispondenza dell'Etna e alcune immagini satellitari mostravano un nuovo flusso lavico che si stava formando nell'alta valle del Bove, sotto la cresta di Serracozzo. Si è attivata così una frattura eruttiva con alcune bocche in prossimità del cone di Monte Simone, a una quota di 2100 metri sul livello del mare. Un ennesimo segno che l'attività sul vulcano può riprendere all'improvviso. Solo ieri, infatti, il tremore vulcanico si stava affievolendo. I segni di attività esplosiva ai crateri sommitali erano sempre meno evidenti. Poi la ripresa delle attività a pochi giorni dopo quello dei parossismi del cratere di nord-est del 27 dicembre. Puntuale arriva anche l'invito delle guide alpine che raccomandano prudenza per chi vuole osservare l'eruzione vicino a Rocca Musarra, accedendo da Monte Fontana. Temperature rigide, terreno instabile, presenza di neve e ghiaccio richiedono la massima attenzione. E l'allerta vulcanica per l'aviazione, il VONA, non impatta sull'operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Adesso a Palermo ancora violenze ed episodi inquietanti nel quartiere Zen. L'autista di un autobus è stato minacciato con una pistola mentre nella notte di Capodanno spari si sono avuti contro le auto e i cassonetti. Sentiamo Marco Gullà. C'è ancora lo Zen al centro della cronaca cittadina. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è successo ieri pomeriggio. Alcuni ragazzi si sono posizionati davanti a un autobus impedendo all'autista di proseguire la marcia e alle sue rimostranze gli avrebbero mostrato una pistola. L'autista avrebbe chiesto loro di spostarsi, ma i due avrebbero ignorato l'invito. Uno di loro, a quel punto rivolto verso l'autista, avrebbe quindi aperto il giubbotto mostrando al conducente dell'autobus una pistola nascosta sotto la cintura dei pantaloni. Zen ancora al centro delle pagine della cronaca, soprattutto nella notte di Capodanno. Bombe carta fatte esplodere a ridosso delle auto, cassonetti della spazzatura crivellati da colpi di fucile a canne mozze, resti di petardi ovunque, abitazioni prese di mira e muri crivellati da colpi di pistola. Una donna è stata anche ferita per un colpo appunto di pistola. Ad alcuni residenti che si erano lamentati per quanto successo gli è stato risposto: questo è lo Zen, se non vi piace potete anche andare via. E sempre a Palermo rischiano l'ergastolo i 3 giovani dello Zen accusati della strage di Monreale di aprile scorso. La Procura di Palermo ha concluso le indagini e prepara la richiesta di rinvio a giudizio. C'è anche un quarto indagato a piede libero, ma solo per rissa. Manlio Viola. La Procura di Palermo ha concluso le indagini sulla strage di Monreale avvenuta nella notte del 27 aprile dello scorso anno. 9 mesi di inchiesta hanno portato ad una ricostruzione che viene considerata puntuale dello scontro fra 2 gruppi di giovani, uno locale di Monreale, l'altro dello Zen di Palermo, costato la vita a Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. In quella sparatoria rimasero feriti anche Nicolò Cangemi e Gabriele Badagliacca. Rischiano l'ergastolo i 3 giovani dello Zen ritenuti responsabili di quella strage, ovvero Salvatore Calvaruso, Samuel Acquisto e Mattias Conti, 3 giovanissimi fra i 18 e i 20 anni. Sono accusati di strage e di rissa aggravata. A sparare, secondo la procura, furono Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, mentre Samuel Acquisto li incitava a colpire ad altezza d'uomo e sarebbe stato lui a organizzare la fuga dopo la sparatoria, ma non avrebbe sparato a sua volta. Tutto ebbe origine da una rissa figlia di antichi contrasti fra i 2 gruppi di giovani. Quella sera davanti al bar 365 di via Benedetto d'Acquisto a Monreale, una ragazza riconosce il gruppo dello Zen e avverte gli amici che si trovano dentro il bar. I 2 gruppi entrano in contrasto, prima scoppia la rissa, poi la sparatoria. C'è un quarto indagato a piede libero, accusato però solo della rissa. Non era armato e non ha sparato, ma ha partecipato alle botte da orbi che stanno alla base di tutto. La procura è intenzionata a chiedere pene esemplari anche per dare un segnale forte, per dire che la violenza di strada non è e non sarà tollerata.
A Palermo è arrestato un uomo che ha minacciato la moglie e ha appiccato l'incendio della porta d'ingresso dell'abitazione. A chiamare la polizia è stata la donna. L'uomo, che era fuggito, è stato fermato a bordo dell'auto e trovato con una pistola carica risultata rubata. Due fratelli gestivano gli appalti nel comune di Oliveri con aggiudicazioni e favori anche a ditte vicine alla mafia barcellonese. Oggi è scattato il sequestro finalizzato alla confisca per beni del valore di 1 milione di euro. Francesco Triolo. Gli appalti ad Oliveri nel Messinese erano gestiti da due fratelli, Salvatore e Roberto Ravidà, ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale 1, ingegnere l'altro. Oggi all'alba la procura di Messina ha fatto scattare un sequestro di beni per un valore di 1 milione di euro e riguarda 6 immobili intestati fittiziamente a parenti. Secondo l'accusa, l'ex dirigente dei comuni di Mazzarà Sant'Andrea e di Oliveri, abusando dei poteri per l'incarico ricoperto dal 2000 al 2012, avrebbe agevolato la mafia barcellonese con l'aggiudicazione di opere pubbliche nella provincia di Messina, in cambio di benefici di vario genere. Roberto Ravidà era stato coinvolto anche nell'operazione antimafia Gota, condannato a 5 anni. Secondo gli investigatori avrebbe anche condizionato illecitamente l'attività amministrativa, approvando o concorrendo all'approvazione di provvedimenti urbanistici ed edilizi illegittimi riferibili al fratello ingegnere in palese conflitto di interessi, attraverso operazioni di lottizzazione, in generale di costruzione di complessi immobiliari. L'ingegnere avrebbe inoltre indicato ai committenti anche le ditte che per la realizzazione delle opere avrebbero dovuto fornire i materiali. Vendeva panettoni al pistacchio di Bronte e al cioccolato di Modica, ma nessuno dei due prodotti protetti da marchi di tutela erano stati utilizzati per la loro realizzazione. È quanto hanno scoperto i carabinieri del NAS di Catania durante un controllo in un laboratorio di prodotti dolciari di un comune pedemontano. Il titolare, che aveva anche creato un proprio sito online di vendita al dettaglio, è stato denunciato per tentata frode nel commercio e tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci. A Catania è durato meno di 24 ore da Natale a Santo Stefano il piano ideato da un pluripregiudicato catanese di 35 anni che aveva pensato di fare visita ad alcuni bed and breakfast della città, sfruttando la momentanea assenza degli ospiti delle strutture ricettivi in giro per le strade, le piazze e la città durante i giorni di festa. L'uomo è stato colto in flagranza dagli agenti della polizia, immortalato dai sistemi di videosorveglianza, è stato denunciato per il reato di evasione. Sua complice, una donna che è stata denunciata per tentato furto e per ricettazione in concorso. 6 persone sono state arrestate tra Siracusa e Catania e Civitavecchia su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania per detenzione e spaccio di stupefacenti. 2 degli indagati si trovano già in carcere a Siracusa e a Civitavecchia per altri fatti. Tra gli arrestati, di età compresa tra i 32 e i 46 anni, anche una donna. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Domani partono i saldi invernali, i commercianti invitano a ritornare ad acquistare nei negozi ed evitare l'online. I consumatori sono sempre più consapevoli e non perdono di vista il portafoglio. Veronica Barbarino. Le vetrine sono già tappezzate di sconti fino al 50% e oltre. Domani 3 gennaio partono i saldi invernali su abbigliamento, calzature e accessori. Un appuntamento atteso dai consumatori alle prese con il carovita e dai commercianti che sperano di rilanciare le vendite dopo mesi difficili. Non c'è più una volta le attese davanti alle vetrine, però comunque in ogni caso ci aspettiamo un bel momento, un bel periodo. I saldi dureranno diverse settimane e anche quest'anno si giocheranno tra negozi fisici e e-commerce. Da domani partono ufficialmente i saldi, quindi un motivo in più per fare uno shopping intelligente, per favorire i negozi della propria città. Secondo le associazioni di categoria, la spesa media per famiglia si aggirerà intorno ai 200 euro. Stiamo iniziando a fare una ricognizione per vedere cosa ci converrebbe prendere. Spero di trovare però più sconti di quanti erano prima. La Confcommercio conferma che più della metà dei consumatori acquisterà nei negozi di prossimità, confermando come l'esperienza diretta sia fondamentale. I consumatori oggi sono più attenti e puntano sulla qualità, approfittando delle offerte per acquisti più importanti. Invitiamo però a verificare sempre la correttezza delle promozioni e la trasparenza dei prezzi, ricordando che deve essere indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. È sempre consigliabile inoltre conservare
lo scontrino e ricordarsi che il cambio della merce resta a discrezione del negoziante, mentre il difetto va sempre segnalato. Al Parco Archeologico di Segesta il presepe medievale illumina il Tempio dorico e apre il sito anche fuori orario, tra musica, rappresentazioni dal vivo e iniziative per i bambini. Davide Sardo. Un manto azzurro che avvolge il bambinello, lo sguardo vigile e tenero di San Giuseppe e tutto intorno un gioco di luci che fa riemergere la maestosità del Tempio dorico. Il presepe medievale al Parco Archeologico di Segesta è molto più di una visita. È un'esperienza che emoziona, capace di unire tradizione e classicità in un messaggio universale di pace, bellezza e condivisione. Un'occasione unica anche per vivere il Tempio fuori dai consueti orari di apertura. L'iniziativa è organizzata da Coop Culture per il Parco di Segesta con scene e rappresentazioni dal vivo curate dal gruppo medievale Monte San Giuliano di Erice, accompagnate dalle zampogne di Gabriele Filì. Il percorso si conclude con una degustazione di prodotti tipici e il Natale qui parla anche ai più piccoli. Nasce infatti Meravigliamoci con i più piccoli, il campus natalizio per bambini dai 6 agli 8 anni. Giochi, laboratori creativi, storie e fantasia tra templi, colori e meraviglia. A ogni bambino un passaporto speciale, quello della meraviglia. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania ripartirà con Bruzzaniti in più, pronto per essere inserito nella lista dei convocati di Mimmo Toscano in vista della trasferta di domenica a Foggia. L'ex del Pineto dovrebbe iniziare in panchina. Francesco Triolo. Partire col piede giusto è l'obiettivo del Catania, che questa mattina ha effettuato l'ultimo allenamento in città in vista della partenza per Foggia, prima partita e prima trasferta del 2026 per i rossazzurri, che in Puglia vogliono continuare da dove hanno lasciato. Una bella prestazione e la sostanza dei 3 punti dopo il successo casalingo contro l'Atalanta Under 23. In queste 2 settimane, mentre Toscano ha pensato al campo, la società ha lavorato sul mercato per mettere a disposizione del tecnico il primo rinforzo già dalla gara di domenica. La definizione dell'ingaggio di Giovanni Bruzzaniti dal Pineto è la prima operazione del mercato di gennaio e dovrebbe essere già inserito nella lista dei convocati per Foggia, salendo sull'aereo che porterà i rossazzurri in Puglia. Partenza in mattinata, anche per questo motivo non ci sarà la consueta conferenza stampa prepartita di Toscano. A proposito di lista dei convocati, sicuramente non ci sarà Lunetta, squalificato dal giudice sportivo per una partita, mentre tornerà Di Gennaro, che proprio nell'ultima gara contro l'Atalanta ha scontato il suo turno di stop. Toscano dovrà quindi cambiare qualcosa. Bruzzaniti dovrebbe partire dalla panchina, Jimenez e D'Ausilio dovrebbero giocare dietro la punta forte, mentre in mezzo Quaidi farà coppia con Di Tacchio. Il calcio d'inizio è fissato per le 12:30 allo Zaccheria ed è prevista la diretta in chiaro del match su Telecolor. Giocatori in vacanza e direttore sportivo al lavoro, in particolare sul fronte cessioni. Sono giorni intensi per il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti. Marco Gullà. Tutti in vacanza, anche se per poco. In questo periodo i giocatori del Palermo stanno sfruttando il riposo per recuperare energie fisiche e mentali dopo mesi particolarmente intensi dal punto di vista agonistico. La palla passa al direttore sportivo Carlo Osti, che deve definire intanto alcune cessioni. 2 di queste sono già ufficiose. Matteo Brunori diventerà molto presto un nuovo calciatore della Sampdoria con la formula del prestito secco. I documenti tra le parti sono già stati scambiati. Anche per Francesco Bardi l'addio è ormai definito. Il portiere si trasferirà al Mantova, che tra l'altro affronterà il Palermo alla ripresa domenica 11. Anche in questo caso la documentazione è già stata formalizzata. Dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza del Mantova. Per poter accogliere nuovi acquisti, over, infatti, necessario liberare alcuni slot. Sulla via della cessione c'è anche Diachité. Per lui potrebbero aprirsi piste estere. I Palermo inoltre
Inoltre dovrebbe cedere Corona in prestito in Serie B. Sono molti i club interessati all'attaccante, in particolare Pescara e Reggiana, ma non solo. Osti ha ricevuto interessamenti anche per Veroli dalla Sampdoria, per Vasic dal Padova e per Peda dalla Virtus Entella, ma il Palermo non intende rinunciare a questi profili, trattandosi di under e di giocatori comunque spesso impiegati da Pippo Inzaghi. Tra pochi minuti dopo il TG, prima puntata del 2026 di preview con in studio Marco Carli, fari puntati sul Catania che gioca in casa del Foggia, le ultime di formazione e di mercato e anche le notizie che arrivano da Trapani e Siracusa. Quindi ricordate, dopo il TG, appuntamento con preview. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.